Oh porco Giuda. Vediamo oggi chi è il dito più veloce del web, vediamo un po'. Vediamo un po'. È Briccolo, ciao ragazzi. Ciao Briccolo, ciao Francesco, ciao a tutti e due gli Alessio, ciao Mauro, ciao ragazzi. Minchia, 13 persone subito. Ciao Marco. Ciao a tutti ragazzi, come state? Ciao Francesco. Ciao Zagorski. Poi ne parleremo di calciomercato, ne parleremo. Ciao Albi. Scusate, ma sto tornato adesso da lavoro, mi sto a prendere il caffè. Ciao Marti. Ciao Matti. Ciao Andrea. Grazie di cosa? Cioè tu mi dici per quello che sai, ma non ti capisco. Mi dispiace Mauro, mi dispiace tantissimo. So cosa si prova. So cosa si prova purtroppo. Beato te, France. Ciao Simo. Grazie. Ciao Roberto. È un luminare. Mamma mia. Un bel caffettino ci sta sempre. Che dite ragazzi? Ciao Icnos. Saluti dall'Aquila. Spero che stiano ricostruendo. Che ne pensi di sto Pereira? Che ne penso, Marco? Che ne penso? Sinceramente io non lo conosco, quindi non saprei dirvi se è un buon giocatore, se non lo è. France, prima o poi ritorno anche su Discord. Mo' ultimamente sto fortunatamente un po' impicciato col lavoro, quindi non c'ho tempo. Però tornerò anche su Discord. Ciao Giuseppe, tutto a posto? Te? Quale piedino fa dato, Robè? Tutto a posto, si muove. Se lavora ogni tanto, però sempre meglio di non lavorare. Ripeto, però spero di trovare a Londra, anche se un po' la situazione è complicata. Ma io lo spero per te, Mauro, guarda, lo spero tantissimo, perché so cosa si prova, quindi ci mancherebbe. Ciao Ale, ne ho sentito parlare bene, specialmente dall'admin di Solo Cagliari. Quindi speriamo bene. Io sinceramente non lo conosco, quindi non do sentenze. Ciao Dani Gamer.
Lo sai Alessandro che però ti hanno fregato perché me l'ha detto prima Briccolo che sono arrivato ai 2000 e io nemmeno me ne ero accorto, cioè, è bellissima sta cosa. Ciao Massimiliano, secondo me Nandez non parte, quindi non saprei che dirti. Ah, Andre, ma oddio, non mi ero ricordato che eri tu. Ma ci mancherebbe, ma vai tranquillissimo, Andre, ma scherzi? Ma veramente per così poco, ma ci mancherebbe. Spero che ti possa aver aiutato, lo spero vivamente, guarda. Non credo, Alessio, non credo riuscirà ad arrivare per la partita col Parma. Cioè, può essere pure, lo spero perché lo voglio vedere subito. Ciao Caralis. Ma ti pare, Ale? Ma ti pare? Ciao Malato di Calcio. Ma chi ti è sembrato troppo lento, Simo? Non bisogna perdere sabato. Non bisogna perdere sabato. Sempre Forza Cagliari, Dani. Ce ne stanno un paio d'acquisti da fare ancora, eh. Manca un centrale, manca un terzino destro. A quanto pare l'attaccante no, perché tornerà Pavoletti. Purtroppo. La priorità è un difensore centrale, cioè il difensore centrale e il terzino destro. Secondo me sono queste due le priorità. Però molto probabilmente, secondo me, il difensore centrale non l'andremo a prendere. Chi sarebbero i tuoi consigliati? Ma in che ruolo, France? Un centrale forte che potrebbe prendere il Cagliari, secondo me. Secondo me alla portata c'è Fazio, che alla Roma non gioca perché tanto giocano solo Smalling e Mancini, quindi. Però è pur vero che alla Roma parte Juan Jesus, quindi non so quanto potrebbe partire. Il Parma viene con il secondo portiere senza Kulusevski e Gervinho, esatto. Lo spero anch'io, Alessio, che giochi Oliva. Avere un centrocampo di alto spessore e non avere un contropiede veloce, secondo me è limitata come cosa. Ma è un po' strano, più che altro. Dico in generale per il calciomercato. Allora, ripeto, come difensore centrale mi è in mente Fazio, però tocca vedere se Juan Jesus rimane o meno. E Juan Jesus molto probabilmente parte. Come terzino destro, io prenderei Widmer dal Basilea, perché comunque è uno che la Serie A la conosce, in Europa ci ha giocato, non costa tanto perché il cartellino si aggira intorno ai 4 milioni di euro, quindi secondo me un pensierino ci si potrebbe fare. Allora, ma Ceppi quando ritorna? Ho visto dal profilo Instagram del Cagliari che è ritornato, mo non so se ha fatto differenziato in gruppo, comunque è tornato a allenarsi. Rugani non partirà mai con l'infortunio di Demiral. Rugani proprio non parte per nessun motivo al mondo. Come stai? Tutto a posto, David? Te?
Perché sei scontento del rientro di Pavoletti? Perché a me Pavoletti non è mai piaciuto. Per quanto io possa essere grato a lui per queste 2 salvezze negli ultimi 2 anni, sinceramente a me è un giocatore che non è mai piaciuto, non è mai andato a genio e continuerà, penso, a non piacermi mai. Gli riconosco il fatto che negli ultimi 2 anni è stato fondamentale per la salvezza. Però sinceramente se si può vendere io lo venderei a occhi chiusi, ma proprio a occhi chiusi. Secondo me 300.000 volte meglio Simeone. Cosa ne pensi di Pereiro? Ciao, il primo, sinceramente non saprei cosa dirti perché non lo conosco. Io ho scoperto dell'esistenza di Pereiro qualche giorno fa, quindi. Da laziale la cosa che mi dà fastidio è vedere le nostre concorrenti che si rinforzano come l'Inter che prende Eriksen, eccetera, e noi che non facciamo nulla come ogni anno. Vabbè, la Lazio a gennaio non ha mai fatto un chissà che, eh. Bisogna cambiare modulo 4-3-3 o 4-3-1-2. Ma 4-3-3 devi prendere un'altra ala. Il messaggio che ho scritto di Paolo, puoi dirmi se sei d'accordo? Non lo ritrovo. Non lo ritrovo, Ale, riscrivimelo per favore. Perché non ti piace Pavo? Perché Pavo è statico, è un attaccante molto molto statico. Praticamente costringe la squadra a giocare per lui. Infatti, se ci fate caso, il Cagliari tuttora come gioca coi cross quando lì davanti non c'hai una prima punta fisica. Poi, oltre a essere una prima punta molto statica, molto fisica, che ti costringe a giocare in un determinato modo, oltre al fatto che sì, col Genoa avrà fatto non so quanti gol di piede, ma a Cagliari ha dimostrato che coi piedi non ci sa giocare. Ho visto che sbaglia veramente troppi fondamentali, tipo lo stop. Sbaglia non so quanti stop in una partita. A me sinceramente sta cosa non è che mi fa schifo, di più, non mi piace Pavoletti, c'è sta niente da fa. Che delusione il mancato arrivo di Piazza. Io invece sono contento che non sia arrivato, sono veramente contentissimo. De Sciglio, non mi sa né di carne né di pesce. Lo preferisco 1000 volte di più di Simeone che davanti la porta alla sindrome di Farias. Sì, quello è vero perché Simone si è mangiato un botto di gol davanti alla porta, però Simeone si fa un culo che nemmeno vi immaginate per Cagliari. Cioè, fa un sacco di quel lavoro sporco, come si suol dire, che pochi fanno. È anche vero che l'anno scorso Pavoletti ha fatto tanti gol nonostante siamo la squadra che crossava poco. Ma non lo metto in dubbio, però comunque costringi la squadra a giocare in quel determinato modo. Perché tu con Pavoletti prima punta, palla a terra, non ci puoi giocare. Non ci puoi giocare. Cosa ne pensi di Mattiello? Insulso, un acquisto inutile, abbiamo sprecato i soldi. Non tornerà il 3-5-2, secondo me, il primo. Non tornerà. Piazza è sfumato, da quello che so io è sfumato. Piazza se è in forma è tremendo. Il problema è che non è mai stato in forma allora. Perché da quando è arrivato in Italia non è mai stato in forma. Io farei lo scambio Cherry Marconi con il Pisa. Marconi è un profilo interessante, eh. Che so il motivo per cui non ti vai, ma se il Cagliari continua a giocare non a lanci e Pau riuscisse a rendere, ti andrebbe anche bene perché la butta dentro? Sì, mi andrebbe bene. In quel caso mi andrebbe molto molto bene, ma fino adesso non me l'ha dimostrato. Però serve un giocatore che crea spazio, secondo me può essere utile. Poi uno che segni su angolo o cross, secondo me è un'arma in più, ma quello senza ombra di dubbio. Ma che segni anche sulle palle inattive e sui cross, non che segni solo
sui cross. È quello il fatto. Secondo te Piazza avrebbe giocato da titolare? Non lo so. Dipende per quale motivo. Dipende per quale motivo l'avremmo preso. L'avremmo preso, credo che si dica così. Dipende, se lo voleva Maran, lo voleva far giocare sulle ali, probabilmente avrebbe giocato titolare perché non abbiamo altre ali. Se invece doveva essere un trequartista, sicuramente non avrebbe giocato titolare. Dipende sempre dal motivo. Vogliamo parlare della difesa? Servono rinforzi. Noi lo sappiamo, ma a quanto pare la dirigenza no. Ciao Giuseppe. Io sinceramente prima di dire che Pereira è un grande acquisto aspetterei a vederlo. Comunque sì, bisogna tenere Nandez e prende un centrale, anche se ritorna Cepitelli non penso che il Cagliari prenda un centrale purtroppo. Ciao Alessandro. Spero che il Cagliari rinforzi tutte le parti della squadra, terzino e centrale difensivo. Lo speriamo un po' tutti, Giuseppe. Secondo me il Cepitelli non è un elemento così importante della rosa. Della difesa, scusa, secondo te? Secondo me no, perché se tu calcoli che comunque è il capitano, rivedo, sta stagione è stata un po' contraddittoria per Cepitelli perché ha alternato partite in cui ha fatto molto bene ad altre in cui era meglio se rimaneva in panchina, quindi non lo so, non lo so. Sinceramente è una pedina che secondo me è facilmente rimpiazzabile, perché non stiamo a parlare di un difensore centrale chissà quanto forte, però non mi pare nemmeno la pippa più grande che ci abbiamo mai avuto, ecco. In questo momento c'è l'incontro con la spalla per Castro, non lo sapevo. Ciao Walti, cosa ne pensi di Joao? Che va tenuto. Io prenderei De Silvestri adesso oppure un profilo più giovane. De Silvestri non sarebbe male. Hai sostituito lo svapo alla cicca? No, no, qua c'ho il tabacco e qua c'ho... che poi non è svapo, è Lycos. Quindi mi serve per diminuire un pochetto, perché se no fumo troppo, quindi ogni tanto fumo queste. Se è Pereiro o Pippeiro sarà il campo a dirlo, esatto. Abbiamo dato via Pajak, Romagna, grandi sbagli. Probabile, però se tu vai a vedere Pajak e Romagna alla fine non stanno rendendo tantissimo, né al Genoa né al Sassuolo. Ciao Samuele, Cepitelli sugli anticipi è terribile, molto meglio Pisacane, comunque un difensore centrale, un terzino serve, ma quello senza ombra di dubbio. Ciao Samuele, ti risaluto. Una domanda, ma a te come il Cagliari ha giocato... Ah, ma a te come il Cagliari ha giocato con l'Inter, è piaciuto? Tralasciando intensità ottima, 1000 cross, nessuno... guarda, a parte quello che ormai è diventata una prerogativa non tanto del Cagliari ma del gioco di Maran, sinceramente ormai uno nemmeno lo dice più perché ci fa l'abitudine. Quindi, tralasciando quello, a me è piaciuto. Sì, con tutto rispetto, ma per 50 milioni di Landez si può vendere e reinvestire la cifra. Ma non fai in tempo, non fai in tempo, cioè finisce dopo domani il calciomercato. Non fai in tempo, è quello il fatto. Io sì, fumo il tabacco, però voglio cercare di smettere col tabacco e cominciare a fumare solo questa. Perché hanno messo una legge che a me mi stronca le gambe, totalmente. Buon pomeriggio Antonio. Gli interisti stanno ancora rosicando per il pareggio del Ninja.
Lo so. E questo rende il tutto ancora più bello. Finita. Allora, Pereira è un fantasista di 24 anni. Ma non lo metto in dubbio, però ripeto, preferisco vederlo prima di giudicare. Io non lo conosco. Ma sto sognando troppo se dico che sì che l'Arsenal bisogna prenderlo. Non mi stai a parlare di un giocatore chissà quanto forte. Secondo te il Milan può ancora credere nel quarto posto? Oppure è utopia? Ma sinceramente non lo so. Se il Milan va al quarto posto, a noi ci fa un favore perché vuol dire che dopo in finale Coppa Italia ci vanno tutte squadre che hanno già un posto per l'Europa e quindi si amplia la zona Europa fino al settimo posto. Quindi a me va più che bene. Mattiello ti è piaciuto con l'Inter? Ma sinceramente non ci ho fatto caso a Mattiello. Non l'ho guardato più di tanto, devo essere sincero. Quindi se ti dicessi sia una cosa positiva o negativa, ti direi una stronzata a prescindere. Io penserei a un Caceres che sa fare sia il difensore centrale che il terzino destro, che il terzino sinistro. Caceres a me è sempre piaciuto, però non penso che la Fiorentina lo lasci partire. La Lazio può essere una pretendente seria allo scudetto? Probabile. Chi è secondo te il migliore del Cagliari? Nainggolan, senza ombra di dubbio. Nandez se vuole andare via a giugno, sì, se vuole va via a giugno, ovviamente non adesso. Barella o Nandez? Nandez tutta la vita. Ciao Gabriele. Ciao Thomas. Secondo te il Cagliari farebbe bene a riprendere la trattativa per Sergi Gomez, giovane centrale del Siviglia? Ma non è un fatto di riprendere la trattativa, perché da quello che so io è stato proprio il Siviglia cioè a troncarla proprio prima di subito. Quindi non penso nemmeno si possa mai riprendere la trattativa. Il Milan può sbattere fuori questa Juve in Coppa? Io spero di no. Spero di no. Perché almeno la Juve sta alta e so che arriva in finale sicuro, quindi settimo posto. Io ovviamente penso per Cagliari, mi dispiace. Magari Gabriele, magari fossi a Cagliari. Spero che Nandez Giolini lo venda a giugno. Se è vero che l'offerta si aggira intorno ai 50 milioni, ben venga. Regà, io ve lo dico chiaramente, ve lo dico proprio chiaro e tondo. Se Nandez va via a giugno, scordatevi i 50 milioni. Vi ricordo che c'ha la clausola a 40. Lui ha la clausola a 40, quindi basta che una squadra paghi quei 40 milioni e non puoi dire A. Non puoi dire A. Quindi 50 milioni non te li daranno mai, mai, ma mai proprio mai. Ricordatevi, c'ha la clausola a 40. Ciao Francesco, come mai tifi il Cagliari? Guarda, c'è un video sul canale che si chiama Ecco perché sono del Cagliari. Tu guardate quel video perché lì lo spiego in maniera più dettagliata. Però sommariamente, semplicemente perché mio nonno era sardo. Che pareri avevi di Cellino quando era al Cagliari? Un testa di cazzo, che è sempre stato. Uè, Giova, sì, mi sono tagliati i capelli. Oh, ma quando scendi, che tocca rivedesse, non ha ancora messo la clausola. No, l'ha messa la clausola, oh.
Da quello che so, ce l'ha già la clausola. Va modificata la clausola prima di fine anno. Se va trattato di nuovo con Bentancur testa di cazzo. Quello non la modificherà mai la clausola. Tranquillo Christian, non ti preoccupare. Albi, non è il fatto che 40 milioni non fanno schifo per Nandez, il problema è che probabilmente quei 40 milioni, secondo me alla fine dell'anno, saranno pochi per il valore reale di Nandez, quindi sarà svenduto, è quello il fatto. Me lo sentivo che oggi avresti fatto la live, c'hai i presentimenti, c'hai. Per Nandez bisogna modificare la clausola. Non è cosa facile trattare con la gente. Sono del 96, Gabriele. 1996. A fine febbraio scende. Dai. Allora tocca ribeccasse. Assolutamente. Grazie Christian, grazie mille. Oliva è meglio di Cicarini? Ma a occhi chiusi proprio. A occhi chiusissimi. Pure te 96, grande. Scusate un attimo ragazzi, rispondo a un messaggio. Mo ti rispondo al volo che sto a fare una live su YouTube. Comunque ha scritto sì, sto ok, solo che sento come se qualche volta sto qui troppo spesso, per troppo tempo più o meno, una cosa del genere. Allora, e non fumare che fa male, troppe cose fanno male. Ci credi all'amicizia fra maschio e femmina? Ni. Secondo te se Lecce va in Serie B sarebbe un bene prendere a giugno Mancosu e cedere Castro a qualcun altro? Mancosu farebbe comodo per il discorso dei giocatori cresciuti nel vivaio, quindi non sarebbe male. Ionita è meglio di Rog? No, non scherziamo. Dai che si fa una bella squadretta anche per il prossimo anno, visto che avremo di nuovo il Pauloso che sarà senz'altro il miglior acquisto. Secondo me proprio no, ma proprio a mani basse, anzi io non vedo l'ora che se ne va. Tutte le squadre si rinforzano e noi a dormire. Che tocca fa? Perché dipende. Ciao Candy. Carli secondo me ha fatto bene a fare dietrofront su Piazza, sicuramente per motivi di infortuni. Sicuramente ha fatto bene a fare dietrofront, mo non so il motivo, però secondo me è meglio che non è arrivato. Molto molto meglio. Esatto, Ale. Oh, non so perché a me proprio non mi piace Paoletti, ma non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà. È una cosa allucinante. O io vedo tutti i matti dei Pavoletti, tutti a sbavaglie dietro, eh. A me proprio non mi dice niente. Io ho una migliore amica che forse mi piace, però è fidanzata col mio migliore amico. Non mi stai a dire niente di nuovo, non sai quante volte ho vissuto questa situazione.
Ho letto che Carli a casa Milan ne starebbe per chiudere per Bellodi, direzione centrale del Milan in prestito al Crotone, classe 2000. Io avevo sentito che stava a trattare Gabbia. Allora, purtroppo, e mi duole dire il purtroppo, Carli nella conferenza stampa che fece qualche settimanella fa aveva detto che questa rosa nel mercato invernale non sarebbe stata toccata più di tanto. E quindi, qualora non venissero fatti alcuni acquisti, non possiamo nemmeno dire che non ci è stato detto. Quindi, effettivamente, è quello che sta accadendo. Il difensore centrale, secondo me, sicuramente non arriva. Ultime di mercato, non te saprei dire il primo. Ti posso dire solo che Piazza è sfumato e Gaston Pereiro, come cazzo si chiama, è addirittura d'arrivo. Se non mi sbaglio arriva oggi a Cagliari. Ciao Ale, ciao carissimo. Vorresti un Calabria in prestito come terzino? Sappiamo tutto. Mi riprenderei pure Perico adesso come adesso. Cosa ne pensi della situazione Nandez? Penso che non parta. Ah, è già a Cagliari, ok. Ok, scusate. Ma Avelar giocava a sinistra. Ti piacerebbe riprenderci Murru? No. Scusate, regà. Scusate, mi sono sbagliato. Non mi ammazzate. Almeno fino a giugno, Ale, secondo me rimane. Ma Oliva è un buon giocatore, solo che bisogna dargli l'opportunità di giocare. Allora, Pereiro io ragazzi non lo conosco, quindi non mi permetto di dare giudizi. Krunic è un giocatore che a me piace molto, però Nandez non parte. Ma Birsa? Non si sa. Birsa sta lì, prende lo stipendio, beato a lui. Ciao Dani, alla prossima. Comunque questo allenatore non mi piace perché mette sempre male la squadra e non sa fare i cambi e poi non reagisce mai. Non mi sa di niente di nuovo, Gabriele. Ma proprio niente. Purtroppo è così. Ti è piaciuto il ritorno di Cragno? Molto, molto. Oliva ha fatto pure un gol e quel genio in panca mette spesso e volentieri Cicarini. Non scherziamo, i 16 gol di Pavoloso l'anno scorso ci hanno salvato. Ma infatti io non ho detto che Pavoletti non è stato fondamentale in questi 2 anni. Anzi, prima ho anche detto che io lo ringrazierò tantissimo per le 2 salvezze che ci ha fatto prendere Pavoletti. Ok? Però a me non mi è mai piaciuto. Mai. Mai. E secondo me Simeone non so quante spanne al di sopra di Pavoletti. Tutti a gioire però quando segnava. Giuseppe, se uno segna e c'ha addosso la maglia del Cagliari, io esulto. Perché a me non mi importa del giocatore, mi importa della maglia che indossa. Quindi,
può segnare Pavoletti come può segnare Pedditte, il peggior pezzo di merda come Fonseca. A me non me frega un cazzo. Se tu addosso c'hai la maglia del Cagliari, io ti supporto. Ti do contro quando fai le cazzate, però ti supporto. Però non posso nemmeno fingere che mi piaci solo perché c'è la maglia del Cagliari. Capito? È quello il senso. Se un giocatore non mi va a genio, perché magari io ho un'idea mia di una formazione o del calcio in generale, non è che posso far finta che mi va tutto bene solo perché quello è del Cagliari. Calcisticamente parlando, a me non piace, però fino a quando c'ha la maglia del Cagliari addosso io lo supporto. Non vedo perché non dovrei fare il contrario. Cioè, non vedo perché dovrei fare il contrario. Solo io preferisco vedere titolare Ligo Giannis che Pellegrini. Sta stagione Pellegrini sta un po' deludendo. Simeone lo vedessi bene seconda punta dietro un pavo? Da seconda punta secondo me rende di più Simeone. Però non so quanto possa essere d'aiuto a Pavoletti. Tutti a gioire sempre, anche quando segnava Borriello. Esatto, ma perché fino a quando hanno la maglia del Cagliari, io li devo sostenere, per forza, perché hanno la maglia della mia squadra addosso. Ma ciò non significa che mi devono piacere per forza. È quello il fatto. Ex più amato e ex più odiato del Cagliari. Ex più amato, ce ne stanno veramente pochi. Acquafresca, Gedà, Di Gennaro, Giannetti. Io Giannetti sono uno dei pochi che ama alla follia Giannetti. E più odiato, chi è che ha detto? Alessandro. Madri è uno di quelli. Borriello, Van der Wiel. Ce ne stanno un botto. Perché è saltato l'acquisto di Piazza? Sinceramente non lo so, Candy. Non ne ho idea. Non sono d'accordo su Pavoletti. Prima non avevamo questo centrocampo, ora bisogna giudicarlo in questa situazione. Staremo a vedere. Ti piaceva Borriello? Fino a quando non fece quella cazzata, sì. Con l'avvento di Nangolan sono cresciuti tutti, alcuni però non abbastanza per quello che è l'obiettivo quest'anno. Esatto. Piniglia, uno dei più amati. Vero, ma ricordiamoci che per Pauloso avevamo dei somari che non lo hanno messo in condizione di esprimersi al meglio. Di grosse non se ne vedevano. Ma insomma, se ha fatto 10-11 gol l'anno scorso solo di testa, mi sa che di gross si vedevano. Mo non si sta ma più per culo. Dai. Esatto, Icnos, esatto. Faragotti Terzino, vabbè, non ne parliamo più. Melchiori anche, Melchiori grande uomo. Taxidis è più lento del computer mio, è tutto dire. Suazo, vabbè, Suazo. Sì, Giannetti ora sta alla Salernitana. Pellegrini è un buon giocatore, ma è troppo montato. Giannetti probabilmente talento andato perso, non è riuscito a fare imporsi in Serie A. Giannetti ne ha risentito tantissimo di quel palo preso alla prima giornata contro il Genoa. Ciao Max, chi è stato più insopportabile tra Rastelli, Lopez e Maran? Rastelli. Rastelli. Io pure sono curioso di vedere Pereiro.
Una cosa è sicura, a giugno dobbiamo garantirci di acquistare a titolo definitivo il buon Raja. Sarebbe il caso di comprarlo, eh. Un grande indimenticabile è stato Tovalieri, per chi lo ricorda. Io non me lo ricordo, quindi... Vabbè, Agostini, Cosso e Sau, Abeion, Langella, Esposito, Pantanelli. Cerri assolutamente no. Giannetti è sempre stato inadatto alla Serie A, purtroppo, però a me mi è sempre piaciuto. Puoi riassumere il tuo pensiero riguardo alla possibile cessione di Nandez? Secondo me Nandez non verrà ceduto, perlomeno in questa sessione di calciomercato, perché non c'è il tempo materiale per sostituirlo, e qualora andasse via nel prossimo calciomercato estivo saremmo inculati, perché secondo me Nandez a giugno-luglio avrà un valore maggiore di 40 milioni, però lui nel contratto ha la clausola di appunto 40 milioni, quindi secondo me se viene ceduto verrà svenduto. Chi vorresti come centrale? Fazio. Ti ricordi il grande Mianghè? Che culo, torna l'anno prossimo tra l'altro, torna a luglio Mianghè. Quale ex allenatore del Cagliari ti piacerebbe rivedere? Allegri e Mazzone. Carletto. Chi ti piacerebbe in futuro come successore di Maran? Guidolin o Spalletti? Sogno Spalletti se andiamo in Europa. Ale, io sono un fan sfegatato dei Lakers, ma proprio sfegatato. Quindi è stato veramente un brutto colpo. Io non me lo ricordo Ale, quindi non saprei dirti. No, assolutamente non mi manca Van der Biel. Chi rivorresti a Cagliari e così su Dovieri non te lo saprei dire. Detto dell'Inter vuole Nandez, noi diamo Nandez a titolo definitivo all'Inter e ci prendiamo il Ninja a titolo definitivo. Ci guadagnano troppo loro. Il mercato fatto da Rossi sarebbe perfetto come commedia al circo. Romagna, Seder, Cosso, a fine carriera, Giannetti, Van der Biel, Miangheri riscattato. Podolski, e chi se lo scorda Podolski? Io ci ho sempre avuto un feticismo per i giocatori mancini, quindi il Cagliari secondo me andrà in Europa League, cioè ha le potenzialità per andare in Europa League. Champions League no, Champions League assolutamente no. Anche Claudio Ranieri. No, secondo me no, Giuseppe, secondo me va via. Se andiamo in Europa League Maran deve andare via. Nandez, Dani, assolutamente Nandez. Ma ce ne stanno de squadre che vogliono Nandez, c'è il West Ham, c'è l'Inter, c'è il Napoli. Troppi ce ne stanno. Troppe ce ne stanno le squadre che vogliono Nandez. Ma se ti dicessi che Shaqiri arriva al Cagliari, che fai? Muoio. Proprio male. Mi sento male se Shaqiri viene al Cagliari. Sulla carta la Champions è ancora possibile, ci dobbiamo credere. Ma io non ci voglio andare in Champions, è quello il fatto. Non ci voglio andare. Ma che sta scherzando? No, no.
A me da andarmi a fa' pià per culo per tutta Europa non me va. Meglio l'Europa League, più alla portata del Cagliari. Uè, Peppo! Sì, ho saputo, ho saputo. Ma se arriviamo in Europa la mia cosa che fa Giulini è rinnovare il contratto a Maran, ma spero di no. Miro nuovo allenatore del Cagliari. Magari, non mi dispiacerebbe. Io spero di no, io spero che Maran venga cacciato qualora ci fosse la qualificazione in Europa. Calciatore preferito? Oddio. Ce ne ho un po', ma non saprei cioè, non penso nemmeno si possano definire i calciatori preferiti. Ti posso dire Best, Cruyff, ehm, ce ne stanno tanti, nemmeno mi vengono in mente. Madonna, raga, quanto state a scrivere, non gliela faccio a salvare appresso. Saresti contento se Cacciatore si vendesse? Assolutamente sì. Lo so, Mauro, fortunatamente non c'è Kulusevski. Sinceramente, Ale, sono indifferente sia all'Inter che alla Juve. Sì, però solo il West Ham ci dà 40 milioni, è svenduto. L'abbiamo cagato 18 e la clausola al 40 era ottimistica al momento della firma. Il problema è che secondo me alla fine dell'anno 40 milioni vuol dire veramente svendere sì, Maran, svendere Nandez. E poi adesso non lo possiamo vendere perché non facciamo in tempo a trovare un rimpiazzo adatto. Vabbè, Gigi Riva l'ho dato per scontato, regà, cioè. Hai sentito che il Livorno è interessato al ragazzo? Ma il ragazzo non andrà mai via. Serve troppo al Cagliari. Peccato che è saltato l'affare Piazza. Ma perché peccato? Ma meno male. Il calciatore meno preferito da te, il calciatore più odiato. Regà, perché io ho sta cosa che se non mi chiedete le cose vi sparo tutti i nomi possibili e immaginabili. Appena mi chiedete mi dimentico tutto. Non te lo saprei dire adesso come adesso. Non ce ne ho uno preferito in assoluto, il primo. Come hai vissuto la finale del mondiale del 2006? Beh, calcola, ma avevo 10 anni, quindi. Però mi ricordo tutte le partite, me le ricordo. Il problema è quello, Giuseppe. Secondo me è svenduto. È veramente svenduto a 40 milioni. Il Puriato e Perrotta ci segnava sempre. Troppi ce ne stanno e ci segnano sempre. Perché è un bambino viziato, ha fatto il bambino viziato, Ale. Secondo me poteva rilanciarsi qua a Piazza, è stato sottovalutato e ha giocato comunque poco nelle altre squadre. Ma con la Fiorentina mi pare di aver controllato, ha giocato tipo 15 partite, quindi non mi pare che abbia giocato poco. Fatto sta che comunque non ha dimostrato niente, non ha mai dimostrato niente, quindi secondo me è meglio che non è arrivato. Perché dici che il ragazzo serve troppo al Cagliari per la rosa? Perché lui è un prodotto del vivaio e sono obbligatori, non mi ricordo quanti sono obbligatori. Comunque serve semplicemente per quello. Chi vince Euro 2020? Spero l'Italia. Sì, ci devono ancora 25 milioni. Ciao Giorgio.
Ci devono ancora 25 milioni per Hernandez. Comunque vatti a vedere la clip di Pereiro su YouTube, io dico che ne sarei contento. No, regà, non fate la cazzata di andare a vedere i giocatori su YouTube, eh. Giuseppe, non la fa sta stronzata. Non la fare assolutamente, perché i giocatori su YouTube sembrano tutti fenomeni. Tutti, pure Ligo Giannis sembra un fenomeno se te va a vedere i video. No, no, preferisco vederlo di persona. Ti piace la MotoGP? Né la MotoGP né la Formula 1. Anzi, mi fanno altamente cagare, ti dirò di più. Non mi piacciono per niente. Hai detto Fernandez, a posto allora 25 la barella e 25 Fernandez. Beh, certo. C'è stasera Inter-Fiorentina? Speriamo passa l'Inter. Quali videogiochi, Giorgio? Ma che ore so? 6 meno un quarto. Lo so che è mancino, tra l'altro a me me l'ha detto l'admin di Solo Cagliari, che non so chi lo sa, però da dicembre ho cominciato a essere il grafico ufficiale della pagina Solo Cagliari, quindi se vedete quella pagina sappiate che le grafiche le ho fatte io. Sì, quella l'ho vista, Christian. Credo che sia tecnicamente valido, poi certo tocca vedere come si inserisce negli schemi di Maran e del mini. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Sono molto speranzoso, non fiducioso ma speranzoso. Ma a me la Formula 1, sia Formula 1 che MotoGP, non mi dicono niente. Non mi piace niente, cioè non mi piacciono proprio. Ma di Caparezza si sa qualcosa? A Ricordi Logica sta lavorando al nuovo album. A Ricordi Logica. Ciao Carla. Lo so che ci manca un centrale, Giorgio. Lo so. E so anche che non arriverà nessun centrale. Quanto ci scommettete? Secondo me non arriverà nessun centrale. Io intanto butto un occhio su Instagram per vedere se è arrivata l'ufficialità, però ancora niente. Ma Olsen che fine farà? Rimane in prestito. Rimane in prestito da noi fino a giugno, maggio, giugno. Ceppidelli è tornato adesso ad allenarsi, quindi non saprei quando ritorna il campo. Cabrera, chi se lo scorda? Tornando a Maran, secondo me è un buon allenatore, ma quest'anno per gli obiettivi che abbiamo, ahimè, è inadeguato. Secondo me non è nemmeno un buon allenatore, però so gusti. E anche
un terzino destro buono, esatto, Giorgio. Che faresti ora con Olsen? Me lo terrei. No, oggi niente bitter, Christian. Stiamo dando via Rafael, non è detto. Tocca vedere. Cabrera, Seppellini e Adrian. A me Adrian mi faceva impazzire. Si parla solo di attaccanti. Possibile che la difesa non venga vista come l'unico reale problema del Cagliari? Il problema è che Carli ha detto che la rosa non sarebbe stata toccata più di tanto, quindi nemmeno gli si può dire niente, nel senso ci ha avvertito. E quindi se l'abbiamo under culo, parole povere. La mano di Cabrera è la punizione di Ibra, esatto. Ancora devo capire perché l'ha presa di mano. Cabrera ha una grandissima sega, oltre a essere uno che palesemente non faceva il giocatore di mestiere, ma faceva le sitcom sudamericane, perché c'aveva proprio la faccia da uno uscito dal mondo dei patti. Che ne pensi della cessione di Pinna? Penso che dovevamo tenerlo. Ma ti riferisci a Gaston Pereira, a Gaston Pereiro, come si chiama quello là, Marco? Adrian l'acquistammo dal Flamengo, se non mi sbaglio. Era un trequartista brasiliano, biondo, assomiglia a quello che cantava Ai Sushi Piego, quello là. Non era male, a me è sempre piaciuto. Però l'avevamo preso che era giovane, il Cagliari non ci ha puntato più di tanto. Da quello che so, ha avuto un paio di problemi alla spalla. E quindi non ha giocato tantissimo st'anno. Però da quello che so ha giocato 4 partite e ha segnato in 2, o meglio ha fatto 2 gol, quindi non male. Sì, infatti noi lo prendemmo che era giovane, però non ci abbiamo mai puntato veramente. Ma ieri secondo me l'arbitro ha regalato la partita al Milan, troppi falli non fischiati e troppi gialli e rossi non dati. Sti cazzi. Cioè, Alea, non è un problema nostro. Olsen accetterà il ruolo di vice in vista dell'Europeo? Sì, ma sicuramente il secondo da Svezia non è a livello di Olsen. Mi si stanno incrociando gli occhi a leggere. Ho sentito che il Brescia vuole Ligo Giannis. Cosa ne pensi del futuro del Cagliari? Penso che dobbiamo continuare così. Ricordi Ibrahimi? Sì. Ma scusate, aggiungere giocatori dalla primavera? Meglio di fare gol Ligo e Cacciatore sono... dipende. Dipende. Peccato per Piazza, ma che peccato. Ci abbiamo guadagnato a non piallo. Fatte servire. Il fabbro feraio Eriksson al Genoa. Ancora mo ricordo al Cagliari. Ma io sento parlare un gran bene di Masala. Sento veramente parlare un gran bene di sto Masala. E sarei curioso di vederlo. Però se non mi sbaglio c'ha tipo 16 anni. Sento parlare bene sia di Masala che de Coso. Oddio, come si chiama? Quello che sta in primavera, comincia con la G. Non mi viene. È Masala? Non Masala? Scusate. Masala, ok.
Scusate ragazzi. I'm sorry. Gaiano, Gaiano. Sento parlare un gran bene pure di lui. Sento parlare bene pure di lui, però Maran ovviamente non li farà mai giocare. Mi sono corretto. Masala, giusto? Masala, ok. Meno male. Esatto, Ale. Esattamente, così imparo pure la pronuncia. Maricosu meglio ancora. Maricosu che è? Centrocampista? Grazie ragazzi. Devo andare a fare ripetizioni di sardo. Ma questi per le fasce destra e sinistra non danno garanzie. Cosa ne pensi? Se non comprano, che tocca fa? Comunque il calo fisico c'è stato, ma era anche ovvio, eh. Grazie ragazzi, grazie. Purtroppo non sono esperto in sardo. Vorrei poterlo essere. Anche se già prima era difficile, mo sono sicuro che proprio la Sardegna manco col binocolo la vedo. Magari, Ale. Dobbiamo anche cambiare di S a fine stagione. Magari. Magari. Lo spero, Gualti, ma non penso ce ne sarà mai l'occasione. Ciao Giorgio. Maricosu in sardo vuol dire amaro. Ah, raga, Maricosu si dice Maricosu, giusto? Non sto a sbagliare la pronuncia. Non tutti, Ale. Per esempio Piras, Sedda, Zedda. Ce ne stanno dei cognomi sardi che non finiscono in U. Il mio sì, per esempio, però vabbè. Io voglio di nuovo Isla. Maricosu, ok, ok, va benissimo. Ciao Raimondo. Eh sì, stanno un po' rotti quelli del Parma. È giusto, ok. Pinna anche. Piscedda. Carli a portare al Cagliari i giocatori quasi tutti rotti. Cosa ne pensi? Ci avrà un feticismo, non lo so. Ci avrà qualche intrallazzo con i fisioterapisti, non lo so. Ma anche un altro cognome sardo che non finisce per U. Ma ce ne stanno, eh. Loi, c'è Loi. Ce ne stanno dei cognomi.
Sanna. Vedete che alla fine ci stanno. Il mio no. Però il mio sì, il mio finisce con la U. De Iola è un brutto cognome, non mi piace. Non mi piace De Iola, non mi piace come cognome. Ha deciso di fumare solo la sigaretta no, la alterno. Cioè vorrei passare a fumare soltanto questa e abbandonare il tabacco. Regà, il cantante dei D'Azienda, come faceva di cognome? Parodi. Parodi. Cazzo. Non mi chiedete perché, ma mi era venuta in mente sta cosa. Parodi faceva di cognome, eh? Non mi sta più dubbio. Andrea Parodi si chiamava. Pace all'anima sua. No, no, ma non riguarda i cognomi sardi. Mi è venuto un dubbio su come si chiamasse il cantante di D'Azienda. Era Andrea Parodi, giusto? Andrea Parodi si chiamava. Ciao Nico. Ok, no, no, era solo che non mi ricordavo come si chiamava. Magari, Ale. Magari. Anche se il conguaglio doveva essere un po' più alto, eh. Si sono tenuti stretti con 20 milioni. Cuccureddu, anni e anni or sono. Guarda Nico, io non lo conosco, quindi non mi esprimo né in positivo né in negativo. Aspetto di vederlo. Aspetto di vederlo per giudicare. Penso che è stato una botta tremenda, Albi. Io sinceramente ci sono rimasto malissimo. Anche perché sono un fan dei Lakers. E se già da prima io mi volevo prendere una maglia con proprio il nome de Bryant, adesso so ancora più spronato a prenderla. Ma non la faccio perché, cioè, non è che me la voglio prendere adesso che è morto, io so da anni che me la voglio prendere. Cos'è questa live? Una live, semplice. No, Giorgio, io non mi guardo mai i giocatori su YouTube, perché se te vai a vedere i giocatori su YouTube hai preso sempre e solo fenomeni.
Sì, poi lo paghiamo poco. Alla fine gli diamo solo un indennizzo praticamente. Sinceramente sì, Ale. Non mi dispiacerebbe come acquisto, Parolo. Non mi dispiacerebbe per niente. Regà, mi raccomando, non fate mai la cazzata di andare a vedere i giocatori su YouTube, eh. Non la fate. Per carità di Dio. Non sarebbe male, Ale. Non sarebbe male. Io lo vorrei, Gabbia. Mi ricordo che nei tornei estivi tutti gli facevano complimenti, anche se i tornei estivi sono pur sempre tornei estivi, esatto. Non so se il Milan te lo dà a titolo definitivo, Gabbia. Ufficiale il ritorno di Fiamma per il Kabir. Il Kabir che purgò la Roma e chi se lo scorda. Nella stessa partita in cui Conti sventolò la maglia prima di Icardi, prima di Messi, prima di Cristiano Ronaldo. È stato prima il capitano a farlo. Sì, vabbè, non è un regista, Parolo, però comunque in mezzo al campo il suo lo fa. Vabbè, Ale, pia 30 milioni all'anno, sventolerei pure io la maglietta. Per farti un'idea, Miro, poi è ovvio bisognerà giudicare l'operato sul campo, ma sinceramente preferisco guardarli dal vivo, cioè guardarli in partita. I video su YouTube, non puoi prendere un video su YouTube per capire. Assolutamente no, Nico. Mai, ma mai proprio mai. Magari Dembélé. Ciao Simone. Ciao Candy, anche a te. Pensiamo alla difesa. Vai a Carli. Quello se sta a grattare i coglioni. Sta lì bello a semini a grattarsi i coglioni. Vorrei stare pure io a semini a grattarmi i coglioni. Non mi dispiacerebbe. Sì, ma pure Cionek, ma che è? Lo so che sei di Assemini, Ale, me lo ricordo. Sì, abbiamo anche sciorinato l'argomento Nandez, Simone. Abbiamo parlato un po' di tutto. Ma un Camel Glick farebbe schifo. Ma non sarebbe tanto Glick il problema, quanto la badante in campo che può dar fastidio agli altri, capito? Dimmi che utilità ha Carli. Lo vorrei sapere pure io.
Tra quelli che in difesa c'è un certo Lico Giannis. Allora l'abbiamo messa in una botte di ferro, eh? Quanti capelli abbiamo fatto perdere a Conte la scorsa domenica? Gli si è spelato il gatto, porello. Mamma mia, Giorgio, quanto rimpiango Capozucca, mamma mia. Mamma mia. Capozucca è stato un grande. Mi è rimasto nel cuore a me Capozucca. Lico Giannis se giocasse a difensore centrale sarebbe straforte. Beh, la fisionomia è più da difensore centrale effettivamente che da terzino. Ma poi Capozucca ha dimostrato di tenerci al Cagliari. E se n'è andato proprio perché ci teneva. Lui se n'è andato perché ce ne teneva al Cagliari. Un grande. Poi vabbè, il balletto penso rimarrà una delle cose più belle che abbia mai visto. Il balletto di Capozucca penso è entrato nella storia. Basti pensare voleva prendere Gasperini. Ecco, appunto. Ma infatti arrivò come terzino difensore, io già dalla prima partita capii che poteva fare solo il centrale. Sì, perché non c'ha i piedi. Cioè, ogni tanto le azzecca le cose, eh. Ti piacerebbe Belotti al Cagliari? Non mi piace a me Belotti. Tutti arretti con Giannetti, mamma mia. Giannetti, quanto lo amo io Giannetti. Oh. Penso che siamo in due su sta terra, ama Giannetti, io e a madre. Cioè non ce ne sta un altro a cui piace Giannetti. Come difensore chi porteresti al Cagliari? Come difensore centrale Fazio. Come terzino destro Widmer. A me Giannetti mi è sempre piaciuto. C'è sta niente da fare. Comunque ragazzi, vi saluto che ormai siamo arrivati a un'ora e 20. Me vorrei pure andare a riposare che sto stanco morto. Magari Alessà, magari. E niente, regà. Allora, io vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Vi dico che non ne sono sicuro, però probabilmente sabato il post partita potrebbe uscire un po' più tardi, quindi non immediatamente alla fine della partita, ma un po' dopo, non ne sono sicuro. E niente, regà, detto questo, vi mando un bacio, vi ringrazio sempre per avermi fatto compagnia. E niente, ci becchiamo in un prossimo video. Ciao raga, mi raccomando, sempre Forza Cagliari e non andate a guardare i video dei giocatori su YouTube. Tesi. Belli raga.